Eder, Mech, Pallister. Nei giorni scorsi nei miei video ho tirato fuori due elementi strani. Il 10 dicembre sul Samsung di Liliana ci sono delle ricerche attinenti all'utilizzo della GoPro e come allineare essa al suo programma di gestione, e poi il 12 delle ricerche sulla Formula 1. Ma io sono convinto che comunque queste ricerche le abbia fatte lei, non so per quale motivo, ma non lo so. Noi guardavamo Formula 1 quando eravamo a casa oppure da qualche parte, ma non eravamo dei grandi proprio fan. Poi cosa vuoi? Se non vince la Ferrari non se ne frega niente, insomma, dai. Zio Fulvio, ogni tanto mi preoccupo per te. Vorrei sapere se tu sai con certezza cosa facevi quel 14 dicembre. Hai un alibi? Sì, no, la mattina del 14 intende? Allora, succede questo, io spiego. Allora, io sono, da quando ho iniziato a correre, sono tifoso di Verstappen, Formula 1. Domenica 12 c'è stata l'ultima gara che praticamente ha vinto il campionato mondiale, no? Verstappen. E praticamente io non ricordo, perché non pensavo di dovermi ricordare cosa ho fatto il 12, il 13, il 14, il 15, per dire. Però sicuramente ero a casa e mi sfrogolavo a vedere i filmati che su YouTube venivano fuori di questa vittoria del campionato mondiale, per dire. Sì, non pensavo di dover giustificare il 14 cosa stavo facendo, ma quasi certamente l'ho trascorso a casa. Provate a immaginare la scena. Il Gran Premio di Formula 1 è alle ore 14 di domenica 12. Per regolamento una gara non può durare più di 2 ore, quindi finisce non oltre le 16 del 12 dicembre. E noi dobbiamo a questo punto immaginare Covalero che da quel momento per 48 ore sta su YouTube a guardare dei video in cui semplicemente Verstappen alza la mano esultando, rinunciando per questo addirittura ai suoi bar preferiti. Il mondo è pieno di coincidenze, così dopo che io in qualche video propongo un elemento, chissà perché questo arriva alle televisioni. Si parla di GoPro. Sebastiano, com'è possibile che Liliana cercasse informazioni sulla GoPro? Lei che non sapeva nemmeno cosa fosse. Ha il coraggio di dire che ha fatto lei quelle ricerche col cellulare? Penso di sì. Cioè, non so per quale motivo, perché lei la GoPro non l'ha mai usata. Io non ho mai, l'avrà fatta lei, perché io non ho mai usato i telefoni di Liliana. C'è un'applicazione, comunque scarichi un'applicazione che comunque gli dai dei codici che comunque la telecamera e il telefonino si sincronizzano e poi passano le foto. Che guarda caso poi è quello che hai fatto tu. Ma dire che Liliana fa delle ricerche sulla GoPro, considerando che lei non sa nemmeno cosa sia, equivale a dire che Liliana sia una pazza matta dalle gare. E tu col tuo telefono facevi questo tipo di ricerche? Io non ho mai fatto, no, assolutamente. Non avevo interesse, come ho detto in quell'intervista lì, cioè se la Ferrari non vince, no, assolutamente no. Quindi tu giustamente non avevi interesse in quelle cose, non hai fatto le ricerche. Ma Liliana, che aveva ancora meno interesse di te nella GoPro, perché mai avrebbe dovuto fare quelle ricerche? Sulla Formula 1 puoi essere anche vago, ma sulla GoPro no, perché quella la usavi tu e basta. Sì, certo, usavo io, sì. Beh, sicuramente col fatto che Sebastiano ha fatto ricerche su quel cellulare, anche perché l'avete fatto vedere, Sebastiano cercava, venivano cercate anche informazioni relative alla GoPro, e sappiamo tutti che che Liliana non aveva né la GoPro e né utilizzava la GoPro. Amici e parenti dicono che quel cellulare veniva utilizzato come router all'interno della loro abitazione ed era in uso ad entrambi. In questo frangente ieri Nuzzi ha mostrato tutta la propria mancanza di competenze tecniche, dando ancora una volta informazioni agli italiani totalmente sbagliate. Oggi anche un bambino di 8 anni sa che in molte case si usa un cellulare per fare da ponte internet, ovvero il mio cellulare non ha internet, il cellulare della mamma ha internet, allora la mamma attiva la funzione hotspot che fa sì che la sua connessione faccia connettere il telefono del figlio, ma questo non darà al figlio nessun accesso al telefono della mamma, ovvero tutte le operazioni che farà sul cellulare il bambino resteranno sul cellulare del bambino, non troverete mai quelle informazioni
informazioni nella cronologia del telefono della mamma. Ricordo che nel caso specifico io sono un tecnico informatico abilitato proprio in connessioni internet, ho proprio questa qualifica, ma secondo me un bambino di 8 anni oggi sa questa cosa. Il grande Nuzzi invece ha sparato l'ennesima fesseria che ha fatto tremare tutti i muri di Mediaset. Ovviamente però questo è servito come assist a Sebastiano per salvarsi ancora una volta, e infatti lui ha subito confermato. Ah, può essere, questo può essere, sì. Perché Perché qualche sveglierebbe volta l'arcano. non avevo forse più giga, non avevo più cosa. Questo Liliana? non me lo ricordo, ma poteva capitare. C'è anche un verbale di acquisizione dei cellulari di Liliana del 23 dicembre, dove è messo a verbale che dei 2 cellulari, uno, l'iPhone, era senza codice di blocco, un altro invece, che è questo Samsung, aveva un PIN che è anche trascritto all'interno dello stesso verbale firmato da Sebastiano, e questo PIN lo dà Sebastiano agli inquirenti, per cui ci si chiede per quale motivo, se Sebastiano non utilizzava quel cellulare, aveva il PIN, conosceva quel PIN, vuol dire che utilizzava quel cellulare. È quello che dice la dottoressa, vabbè, insomma. Io tante volte Liliana si incasinava un po' con questi PIN, con questo e quell'altro. Gli ho detto, ascolta, noi abbiamo questo PIN nostro che lo usiamo su tante cose, sul tablet, sul computer, su quello e quell'altro. Metti il telefono con questo PIN e così l'ha fatto. Il PIN di cosa? Ma il suo Tutti i miei cellulare... telefoni, tutte le cose, c'ho questo PIN qua. Quindi evidentemente gestivi questo telefono come se fosse un tuo telefono. Non ci siamo mai posti questo problema, io non ho mai avuto bisogno di guardare nel suo telefono o lei il mio. Una cosa bisogna anche chiarire e dire. Il signor Serpin, che parla di amore, di grande passione, dimostra che con questa esternazione di questo rapporto sessuale, di queste cose, significa che lui non amava Liliana, perché un uomo che ama la sua donna non si permetterà mai di dire certe cose. Perciò ricordo che a suo tempo lui aveva parlato di un'operazione alla prostata qua e là, che comunque aveva... Ma io veramente sono sconcertato da queste parole che dice questo signore, molto dura. Liliana non può essersi suicidata, evidente. Sebastiano sarebbe ora che dicesse quello che è successo. Ci potrebbero essere dei giri loschi dietro le attività di Sebastiano? Non potrebbe anche essere, ma insomma io, non sapendo le cose, non posso dirlo. Secondo qualcuno in quella casa c'erano un po' troppi soldi. Appunto, talmente tanti che nessuno sa dire, saranno diverse decine di migliaia di euro secondo me. E non erano di certo risparmi di Lilli. Quei risparmi, Lilli aveva il suo conto in banca e quei soldi bisogna chiederlo a lui, che dice che non è vero, non è vero, lui lo sa. E poi loro avevano amici in Romania, amici in Jugoslavia senz'altro, o nella ex Jugoslavia, Bosnia soprattutto, e facevano sempre gite in Slovenia e Croazia. Ci sarà stato un perché. Lei mi accennava solo che andavano a fare queste gite, che alla lunga si era più che stufata. Aveva accennato della gente poco, diciamo, anche raccomandabile, che ogni tanto trovavano. Basta, tutto finiva là. Eravamo a trovare della gente che non mi piaceva, appunto. E alla fine la sua scomparsa e la fine che ha fatto, eccetera, hanno dimostrato che qualcosa c'era, sotto, purtroppo. Diceva, ma ci sono tanti soldi che girano in casa. Io pensavo che fosse un problema economico per lei non voler lasciare in braghe di tela, come mi aveva detto più volte Sebastiano. In realtà voleva dire, soprattutto secondo me, avere la possibilità di spendere tutto il liquido che aveva. Tutto là. Se c'erano diverse migliaia di euro liquidi in giro per casa, dopo lui si lamentava anche che i primi mesi dopo la sua scomparsa li aveva passati tanto male, nel senso che non aveva neanche i soldi per... Cioè, ha raccontato fandoni in tutte le salse, Sebastiano,
i primi tempi. Sebastiano voleva occultare 20.000 euro presso Pino e Laura. Bisogna sempre chiederlo a lui. Dopo ho detto che non è vero, ma Laura le ha confermato, Laura non c'è più, purtroppo, e lo ha confermato più volte, io credo molto di più a Laura che a Sebastiano, sul fatto che lui le ha offerto di tenere 20.000 euro e lei ha rifiutato. Bisogna chiedere alla procura. Sebastiano e la procura dovrebbero sapere tutto quello che è successo. Stranamente poi si voleva chiudere questo caso suicidandola. Stiamo per fortuna in una città meravigliosa che è Trieste, che ha l'Austria da una parte, la Slovenia, io in bicicletta vado in Croazia e noi si viaggiava, siamo stati a Sarajevo. Quindi tu non avevi a che fare con narcotrafficanti colombiani? Per carità, assolutamente. Tra No, in bandieri. Romania abbiamo fatto dei viaggi meravigliosi, merito a amici che ci hanno portato, che ci hanno fatto vedere le città di Cluj, di Baia Mare, del famoso cimitero che sorride, che si trova al confine con l'Ucraina. E tanti altri posti, abbiamo tutte le fotografie, non è che abbiamo fatto nascosto qualcosa. Guarda, sono cose che ogni volta il signor Sterpin starnazza, perché anche l'altra volta ha mandato da me per dire che qui c'è trasmettente, invece è una semplice radio, e poi il cuscino di Liliana che comunque l'ho fatto vedere. Quello che dice Silvia, guarda, non è che... tira fuori lei le sue cose, quello che pensa lei. Devo difendermi da queste persone o dalla procura? no. Non riesco più a... Ci sono tante domande che vengono fatte proprio perché si cerca di capire cosa sia potuto accadere a Liliana. Stesse cose che voglio sapere anch'io. Ma tu la mattina del 14 potevi essere a casa tua? Ascolta, mi fai domande, ma dov'ero io? La procura ha visto dov'ero. Nel te. mio laboratorio. Al di là di quello che fa credere Carmelo Abbate, che ancora una volta è lì semplicemente per confondere le idee, la procura fa una ricostruzione del 14 e mette in evidenza che tantissime cose non tornano. Poco dopo le 9 il cellulare di Sebastiano si spegne per 3 ore, quindi né la procura né altri potranno mai dire o sapere dove era realmente Sebastiano in quel frangente. Quella mattina, adesso non so se quella mattina o il giorno dopo, adesso non mi ricordo. Comunque perché poi io il giorno dopo ho chiamato le colleghe di lavoro di Liliana, quelle che erano più vicine e più intime, ho chiamato la Silvia, ho chiamato tantissime persone e ho visto che c'erano dei messaggi WhatsApp. Erano 4 messaggi da questo numero ignoto che io non sapevo di chi era. Secondo Sebastiano, Sterpin cancella dei messaggi di quella mattina. Probabilmente in quei messaggi c'era scritto: Liliana, sto arrivando per ucciderti, alle 9:17 ti spaccherò l'orologio e ti ucciderò. Allora, questi messaggi erano sperem, No, ne parliamo dopo, addirittura, qualunque cosa sia, ma è terribile. basta solo un segnale. Ma allora è stato davvero lui? Queste sono le cose che erano sul telefonino di Liliana. Allora è come se Sterpin non ha cancellato nulla, perché se i messaggi sono questi, sono stati ricostruiti, sappiamo che sono questi, sappiamo che non c'è nulla di strano. Tra l'altro Sebastiano sta facendo molta confusione, perché nella narrazione di Sterpin molte di queste frasi vengono attribuite alla telefonata dell'8:22. Il fatto che Sebastiano ne sia corrente potrebbe confermare che ha ascoltato quella telefonata, e guarda caso questo numero non era memorizzato. No, poi ho saputo che quando il Sterpin è andato quel giorno dopo in questura ha fatto bene per conto lui a cancellare questi messaggi. Sono messaggi importantissimi questi. In realtà, se questi messaggi sono importantissimi, allora i tuoi buchi sono da ergastolo. Ne parliamo dopo, l'avrebbe detto Liliana, qualunque cosa sia, l'avrebbe detto Sterpin. Aspetto sempre un segnale, un messaggio di Sterpin preoccupato perché Liliana non risponde e si augura che lei dia presto un segno di vita. Un uomo che dice questo, aspetto solo un segnale. Evidentemente quella telefonata, secondo me, delle 8:22 dimostra che comunque qualcosa tra di loro. E visto che tutta questa è una costruzione, suppongo che tu non possa dire a che ora risalissero.
non te lo so dire, però non lo so. Era comunque il giorno che è scomparsa Liliana. Indomani che comunque è stata fatta la segnalazione di scomparsa, l'indomani ho cominciato a chiamare le amiche più intime, diciamo, di Liliana per sapere se c'erano. Sono tutti accertamenti che chiaramente vanno fatti. Noi stiamo continuando a lavorare anche con i nostri consulenti, ecco perché questo ulteriore dato che è emerso chiaramente va effettivamente approfondito, è cosa che faremo. Però voglio dire una cosa, prima è stato detto che le celle di Sebastiano lo collocano all'interno del magazzino, in realtà non è così, perché per 3 ore il cellulare di Sebastiano in realtà è completamente spento quando quella mattina del 14 è all'interno di quel magazzino. Sempre preso, c'è sempre traffico dati, ha analizzato i tabulati tutte le volte che il cellulare di Sebastiano agganciava la cella del magazzino, il cellulare aveva traffico dati. Anche nel pomeriggio del 14, quando Sebastiano ritorna in quel magazzino e ci sarà per mezz'ora, dalle 15:15 alle 15:45 il telefonino registra traffico dati. Il cellulare non ha nessun problema di campo perché aggancia per 10 minuti la relativa cella e poi si spegne per 3 ore, poi si riaccende, aggancia per 20 minuti la relativa cella e poi inizia a spostarsi. Inoltre, quando c'è un problema di mancanza di campo, il segnale va e viene, ma non si verifica mai che per 3 ore di fila non ci sia segnale. Queste cose le abbiamo dette, le sanno ormai tutti. O quarto grado lo fa apposta o davvero io mi preoccupo per la loro salute mentale. Tutto questo l'ho già, gli inquirenti sono venuti da me nel mio laboratorio, non lo so se hanno fatto delle prove, comunque io ti posso assicurare tante volte nel mio studio e tante volte il telefonino non prendeva, però non sempre, dipende non so dal tempo, da tante cose. E poi bisogna spiegare una cosa, il mio studio è fatto in 3 scompartimenti, cioè il primo, la parte centrale dove ci sono i miei colleghi e la parte dove c'è il laboratorio. Dentro là non prende il telefono, assolutamente. In pratica il tuo egregio studio è come un videogioco composto da 3 livelli, 3 quadri. Se arrivi a passare fino al 3° livello, finalmente puoi arrotare i coltelli. Ero lì. Se io affilo i coltelli sono certamente nella parte più interna del laboratorio. Emerge che tutte le volte che Sebastiano aggancia la cella del suo magazzino c'è traffico dati. L'unica volta è quella del 14 dicembre di mattina. E ha fatto uno studio su un periodo, un range temporale abbastanza ampio, da che si hanno i tabulati. Sono stati recuperati i tabulati di Sebastiano. Non ho mai chiesto le difese. No, lo so bene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.